Siamo a Mareno di Piave per l'inaugurazione della mostra antologica dell'artista Luigi Voltolina, dal titolo Traiettorie dell'apparire. Sarà possibile visitare la mostra da oggi, 7 dicembre 2019, fino al 12 gennaio. Gli orari sono appunto il sabato e la domenica dalle 15 alle 18:30. Una bella testimonianza di una vita artistica dal 1970 fino al 2019 di un grande artista italiano. Sono onorato di questo virtuoso comune che mi ha invitato a questa mostra, che veramente mi ha fatto un grande piacere, perché sono poche le mostre che si fanno antologiche così. Io e altri artisti di quel periodo eravamo attenti, perché si chiamava un po' realismo sociale, no? E si stava attenti proprio a quello che succedeva un po', e un po' anche di politica si metteva dentro. E lei con quest'opera che cosa voleva rappresentare? Il sentimento che lei aveva quando l'ha realizzata? Sì, c'era, perché seguivo molto le notizie, sai, i giornali, la televisione. In quel periodo c'era un po' di protesta da parte degli animalisti, ma ancora quegli anni, siamo nel 74, per queste c'era una denuncia per queste vivisezioni che succedevano. Questo è il Pasolini, sono personaggi, perché un periodo nel 74, 72, diciamo, ho avuto uno studio a Roma per un periodo e ho conosciuto queste persone dell'ambiente letterario. Ecco, allora questo è già un ricordo di una Venezia mia un po' inventata, sognata, perché ho fatto tutta l'infanzia e l'adolescenza a Venezia, e allora ogni tanto casco un po' su questo tema. E qua i colori cambiano, vedo, sono colori sicuramente più forti, più accesi. Anche un altro periodo, qua siamo già, ci avviciniamo al 2001 mi sembra. Si chiama On the Road questo quadro, che rappresenta proprio la frenesia della gente per la strada a New York, che walk, no walk, sai, sembra questa gente con le borse 24 ore, che laboriosi, così, che era un po' un mondo che non conoscevo. Effettivamente sarei un po' pessimista, proprio il mio carattere così, però poi la pittura è una gran medicina, ecco, che allora là è un esercizio quotidiano che si fa nello studio, e naturalmente mi tiro su proprio se riesco a fare qualche lavoro buono, allora intanto Facciamo un'altra tappa di questo percorso importante che Amministrazione Comunale di Mareno e Fondazione Gianni Ambrogio hanno iniziato nel 2011. Il 2011 con l'inaugurazione di una mostra permanente in questi locali del Centro Culturale di Mareno, una mostra antologica del maestro Gianni Ambrogio. Poi dal 2014 in poi fino ad oggi, proprio ad oggi, ogni anno la Fondazione assieme all'Amministrazione Comunale è riuscita a organizzare un evento importante. Un evento dedicato ad artisti del calibro di Giorgio Celiberti, di Ennio Finzi, dal concittadino Loreto Martina e quest'anno Luigi Voltolina. È importante spiegare anche che cos'è questa fondazione, che cosa rappresenta per la sua comunità. Beh, è un straordinario scrigno di valori culturali. Innanzitutto abbiamo dato valore a questo immobile di pregio dell'amministrazione comunale, che è stato ristrutturato nel 2008, e lo abbiamo riempito di contenuti, ripeto, straordinari, perché ci sono comunemente le opere del maestro Gianni Ambrogio, ma poi durante l'anno, generalmente a fine anno, organizziamo un evento appunto con artisti che hanno tracciato, che hanno delineato un segno indelebile nella pittura dell'ultimo secolo. E quindi vogliamo continuare in questo, perché abbiamo visto che sia la cittadinanza marenese, ma anche di un territorio più ampio, apprezza, e ogni anno ci dà grosse soddisfazioni nel venire a cibarsi di questo splendore che sono le opere d'arte.